Allora, oggi la conclusione di questi lunghi itinerari che hanno visto protagonisti i vari comuni che interesseranno la tangenziale. Ecco, qual è la decisione in cui pensate di arrivare, dottore La Barbera? Ma oggi daremo un po' quelli che sono stati i numeri di questo dibattito e faremo una sintesi dei contributi che sono arrivati dal territorio, perché il ruolo del coordinamento del dibattito pubblico è questo, quindi quello di fare sintesi e poi consegnare questa sintesi ad ANAS affinché tragga le conclusioni in merito alle scelte da adottare successivamente. Ecco, nei vari incontri che avete svolto nei vari comuni, Porto Empedocle, Favara, Agrigento, si può dare già una prima indiscrezione di quale dato è emerso? Ma sicuramente possiamo dire che l'opera non è un'opera conflittuale per il territorio, anzi è un'opera che il territorio, da quelli che sono gli esiti del progetto, desidera venga realizzata. Chiaramente sui diversi territori ciascuno ha posto o ha chiesto alcune correzioni, alcune integrazioni. Prevalentemente sul territorio di Porto Empedocle c'è una forte richiesta di realizzare un sistema di collegamento tra la tangenziale e il porto. Si è guardato più alla economicità o alla funzionalità del progetto? Ma chiaramente dal territorio sono arrivate richieste soprattutto legate alla funzionalità rispetto a quelle che sono le esigenze dei singoli territori. Sarà compito di ANAS mettere insieme le richieste legate alla funzionalità con quelle legate alla economicità, perché chiaramente le risorse non sono illimitate e quindi bisognerà fare sintesi di quelle che sono le migliori soluzioni tecniche con le risorse disponibili. Quindi vorrei capire che alla fine sceglie sempre ANAS, no? Chiaramente ANAS è il soggetto attuatore della tangenziale e quindi ha attivato questo percorso, perché da questo percorso dovrà acquisire le notizie, dovrà acquisire i contributi e alla fine sarà compito di ANAS fare sintesi di questi contributi. Si può dare già una prima conclusione di questi itinerari consuntivi che avete svolto nelle varie realtà locali agrigentine, per quale potrebbe essere la scelta? La scelta del tracciato definitiva emergerà alla fine delle valutazioni tecniche che dovremo necessariamente fare sulla base di tutti quanti i contributi che sono arrivati nel corso di questi circa 4 mesi di dibattito pubblico. Quello che mi fa piacere dire, siamo molto soddisfatti come ANAS della partecipazione che abbiamo avuto qui in Sicilia, del clima che c'è stato, è stato un clima partecipativo e costruttivo dove sono state appunto rese note quelle che sono le esigenze del territorio, che poi è lo spirito del dibattito pubblico sostanzialmente. La finalità del dibattito pubblico è proprio quello di aiutare ANAS nella scelta definitiva di un tracciato, affiancata chiaramente a quelli che sono i paletti, le condizioni che ad ANAS stessa vengono imposte dal contratto di programma e dagli indirizzi del Ministero delle Infrastrutture, perché noi ANAS è concedente del Ministero delle Infrastrutture, però è stato estremamente utile raccogliere tutte le istanze del territorio, le esigenze, quindi capire meglio quello che è lo spirito anche culturale di questo territorio, che potrebbe anche con questa nuova strada trovare un ulteriore motivo di sviluppo. È emerso qualcosa, qualche indiscrezione, insomma, ci può dire sui 3 tracciati? Indiscrezione in che senso? No, cosa è preferibile, i vari tracciati che avete, che ce ne sono 3, dico, quale dei 3 più magari potrebbe essere ipotizzato? Insomma. I tracciati chiaramente sono tutti quanti stati progettati a regola d'arte, insomma, secondo la normativa vigente. L'analisi costi-benefici che è stata fatta sulla scorta di quelle che sono le linee guida ministeriali, quindi in maniera assolutamente super partes, indicano che quelle preferibili sarebbero la 2 o la 2B. Qualcuno sul territorio si è espresso invece per l'alternativa 1, perché sì, chiaramente capisco insomma, che avere una nuova infrastruttura interamente a 4 corsie può essere certamente auspicabile, però anche questo dovrà fare poi i conti sempre con tutte le ulteriori valutazioni tecniche che noi andremo a fare.
Ci sono state chieste anche di fare una sintesi tra l'alternativa 2 e l'alternativa 2B nella parte che... La 2 che colore è? Mi scusi, se ce lo indica... La 2 è la verde e la 2B è la blu, perché praticamente la blu a un certo punto riprende interamente il tracciato storico. Ci è stato chiesto di fare anche una sintesi per servire meglio quella parte di territorio e quei comuni. Su Porto Empedocle quali criticità sono emerse? Su Porto Empedocle la criticità che è emersa sia dalla comunità locale che anche dagli altri paesi è la necessità di avere un collegamento diretto con il porto di Porto Empedocle. È sicuramente una richiesta razionale che ha un suo fondamento, che condividiamo anche. Su questo abbiamo già dato alcune risposte che chiaramente replicheremo. ANAS è sempre aperta e disponibile a raccogliere le istanze del territorio. Nel caso specifico ci sono delle altre questioni che devono però essere affrontate, che devono necessariamente vedere coinvolte altre istituzioni. Al dibattito di oggi è presente anche il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri e con una sua valutazione anche tecnica sui vari percorsi, sui vari tracciati ed eventuali criticità che sono emerse. Guardi, sono percorsi tutti importanti, tutti che tengono conto di varie esigenze, la giornata è sicuramente storica per la provincia di Agrigento, semplicemente mi preme ricordare che tutta la rete delle professioni tecniche aveva condiviso l'opportunità di rilanciare le infrastrutture, le grandi infrastrutture della provincia di Agrigento. Questa, la tangenziale nord, è stata una delle più rilanciate assieme alla Mare e Monti e abbiamo partecipato a tutta la fase di interlocuzione. Ringrazio l'ingegnere Simone e l'ingegnere Buscaglia che hanno preso parte agli altri incontri e noi come rete della professione tecnica addirittura abbiamo proposto di, vi ricordate nella legge di bilancio del 2021, di far realizzare le opere della tangenziale nord con le stesse modalità di quelle che vengono realizzate col PNRR. Questo emendamento è stato bocciato benché sia arrivata alla finalissima e noi speriamo che qualche altro deputato, qualche altro senatore, qualcuno possa in qualche modo riprendere questo tema, perché questo territorio ha bisogno assolutamente di questa grande infrastruttura e che soprattutto si tenga in considerazione le esigenze anche dal punto di vista turistico. Per esempio l'Ordine di Agrigento assieme ad altri colleghi e professionisti ha evidenziato come non ci fosse il collegamento con il porto. Riteniamo che il collegamento col porto di Porto Empedocle sia fondamentale e credo che il RUP e gli altri interlocutori del progettisti terranno conto di questa criticità e vi porranno rimedio. Tra l'altro diceva il sindaco nel suo intervento, il sindaco di Agrigento, c'è già una strada cosiddetta ASI che parte proprio dal porto, che era stata concepita tantissimi anni fa e che poi inspiegabilmente è stata abbandonata. Ci sono varie possibilità, vari tracciati esistenti con cui ci si può riagganciare. Per esempio il Comune di Porto Empedocle, gliene diamo atto, ha fatto una planimetria con cui si vede come si può facilmente collegare la tangenziale nord con il porto di Porto Empedocle, che riteniamo essere assolutamente un nodo importantissimo per lo sviluppo di tutta la provincia e per collegare Agrigento e la Sicilia al resto del mondo. E noi appoggiamo al 100% questa grande opera che servirà a rendere anche questo territorio più fruibile dal punto di vista della viabilità. Questo insieme anche all'idea di un progetto di rete ferroviaria che dovrebbe collegare da Gela, Licata e Agrigento. È importante che si chiuda un complesso di attività infrastrutturali sia stradali che ferroviarie per finalmente rendere questa parte della Sicilia vivibile al 100% sia per la mobilità che per tutto quanto riguarda l'aspetto economico e dello sviluppo sociale del territorio. Ecco, voi avete fatto tanto in merito alla viabilità stradale, anche se non è di vostra competenza, però diciamo l'anello autostradale Castelvetrano-Gela potrà essere una realtà o resta solo un sogno? Dottore? No, ma quale sogno? Assolutamente, noi non inseguiamo sogni, ma come diceva qualcuno, solide realtà, per cui questa deve essere un'opera che seppure a lunga scadenza, con una staffetta che deve vedere impegnate tutte le parti sociali, tecniche, ANAS e politiche nel corso di questi 10 anni, ma che deve essere comunque realizzata.